Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla pillola del vostro marietto veneziano. Oggi parleremo del karma perché una mia amicizia, mia cara amicizia che fa sempre bellissime domande, mi ha chiesto se il karma è un effetto boomerang, si produce subito o dopo nelle vite e nelle incarnazioni dopo. Ma prima di iniziare, il vostro marietto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Gabba, al canale YouTube del vostro marietto veneziano, così vi fate un regalo per quest'anno. E in più, una battuta, tanto e in più venite a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook dove abbiamo la possibilità di dare e regalare circuiti radionici oppure ci venite anche a trovare nei famosi gruppi di Paola Chirilli, Laura Ciofini e anche altri gruppi. In più abbiamo anche Telegram dove abbiamo tante persone che ci seguono e abbiamo anche, e i link sono tutti qui in descrizione, poi abbiamo anche il sito capitano.altervista.org dove si può scaricare 20 ebook di cui almeno 16 parlano di radionica e radiestesia e abbiamo 4 libri di ebook, scusate, di lettura della mano che si chiama Chiriologia. Sono tutti gratuiti e potete scaricarli. Ne hanno già scaricati più di 150.000 e diciamo che più o meno 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesici il Marietto li ha regalati all'umanità. Bene, parliamo un po' del karma. Allora, la prima cosa che vi devo dire da piccolino, quando mi hanno spiegato un po' il mio futuro, insomma, io me la facevo sotto, eh. Me la facevo sotto, prima di tutto perché era piccolino, poi mi avevano fatto vedere certe cose del futuro, e allora volevo la garanzia che nella prossima vita mi sarebbe andata bene, no? Perché il Marietto le aveva viste brutte le cose, no? Le aveva viste in salita, le aveva viste colorate di cioccolato, insomma, era un po' spaventato piccolino. Allora, il capitano del Pinitonino mi ha portato nel futuro e mi ha fatto vedere che io nel futuro sarei rinato in una famiglia di cabalisti e che io mi sono visto in quel momento lì che avevo la mia manina con mio papà, no? Che eravamo vestiti chiaramente da cabalisti, che ero camicia bianca, vestito nero, la berretta, lui con la barba, io piccolino che gli dava la manina. E allora lì ho visto, boh, vabbè, questa vita qui ce la giochiamo così, 94 anni poi passano in fretta. Però è chiaro che è stato, tra virgolette, un colpo fortunato perché il Marietto era sceso per dare una mano al capitano degli Alpini di Torino, no? E quindi sono sceso con la wild card, no? Diciamo, vabbè, il Marietto lo capisco e lo perdonano tutti. Però molti, alcune volte si vede gente che ne fa di tutti i colori, ma nessuno li tocca mai. E quindi la teoria del karma vacilla. Il problema è che io ho visto me nel futuro e quindi dormo tranquillo, no? Il marietto lo perdonano tutti, dormo tranquillo. Quindi la prossima volta sarò giù dalle parti di Israele col mio paparino che andiamo in giro. Infatti vedevo poi che in questo cammino parlavo con mio papà dei familiari di questa vita qua, no? Vabbè, ma questo qui è tra virgolette un passant, no? Ed ero contento di quel dove erano rinati, cosa stavano facendo. Però ritorniamo invece a quegli altri che ne fanno di tutti i colori e per la miseria, dice, ma qui Dio dov'è con la giustizia? Allora, io posso parlare di 2 o 3 casi che ho visto proprio con i miei occhi. Ho visto questo Aristide, un nome a caso, fantasia, che da piccolino mi ha massacrato di botte. Sono uscito al corpo dal dolore, mi sono staccato e fuori c'era il mio babbo di questa vita che lo guardava e io a un certo punto gli ho detto, vabbè, ma quel bambino lì, quel bambino lì sei tu. Ma va, non mi difendi, tu mi dici di essere così forte. E il mio babbo mi diceva, ringrazia il Signore che c'è uno che ti sta purificando il karma. No, me lo purificava gratis praticamente, no? Poi io a un certo punto mi sono detto, ma non gli facciamo niente a questo signore qua. E lui mi ha portato nei bassi astrali, mi ha fatto vedere dove sarebbe andato dopo morto e dove sarebbe stato. Poi io l'ho visto quando lui si sarebbe reincarnato, che lo avrei rincontrato a 50 anni, ma sarebbe stato gravissimamente malato. E la fortuna vuole, no? Che Dio a prima volta è spiritoso, perché il cognome di quel ragazzo lì, che adesso è reincarnato gravemente malato, è di Dio, qualcosa del genere, che c'è dentro la parola di Dio. E quando l'ho guardato quel giorno lì, l'ho incontrato, io avevo già visto questa scena praticamente 44 anni prima, l'ho riconosciuto e ho detto, cavoli, però alla fine
È successo quello che ho visto, no? Lui chiaramente viveva tutto il male che aveva fatto, lo viveva anche in quel momento lì. Infatti io ero vicino a una persona e mi diceva, guarda, quel bambino lì continua a avere il terrore negli occhi, sta vedendo qualcosa. Il marietto sapeva cosa stava vedendo, no? E infatti io ho chiesto a mio papà a 6 anni, quando ero fuori nel corpo con lui 6 anni e mezzo, ma perché fa così? Perché è così coraggioso? E lui mi ha detto, loro non credono a queste cose qua, non ci credono proprio perché sono materialisti. Tu sei spiritualista e a 23 anni rischierai di diventare come lui. Poi anche a 65, fra qualche anno rischierò di diventare materialista. Però mi salverò per un pelino. Poi cammin facendo, avevo 23 anni, o 20 25, e una notte mi ricompare il mio babbo. Era tutto preoccupato perché lui aveva già visto che questi due sarebbero, cioè lui, questo Aristide, e un altro, non è fantasia, lo chiamiamo Pietro, no? Che sarebbero purtroppo andati dall'altra parte. E io ho sempre capito che noi eravamo più forti a livello militare, tattico, insomma, di tutto, eppure mio papà non li ha mai voluti toccare. E perché la scusa, la chiave era, se c'è del karma nero, questi qui ce lo puliscono e noi possiamo camminare tranquillamente. Infatti quella sera era arrabbiatissimo di me perché non riusciva a tenerli in vita, cioè loro sarebbero morti dopo 7, 10, 12 anni ed era nero, ma proprio nero perché vivevano ancora così poco. Poi sono morti vecchi, voglio dire, a bella età, no? Però secondo mio padre avrebbero dovuto restare qui ancora a caricarsi di bel carico permanente. Quindi molte volte, quindi cosa vuol dire? Primo che mio papà ha sempre tentato di tenerli in vita, perché gente così mi aveva detto neanche se rinasco un'altra volta, mi ha detto così, trovo due coglioni così. Mi ha proprio detto così. Io sono stato, sì, ma proprio così ci rompono le santissime da mattina a sera. Eppure mio papà gli voleva bene in un certo senso, perché diceva questi servono a pulire il karma nero per la strada. Allora, può esserci anche gente che fa le marachelle e c'è dietro un gruppo misterico che li tiene in vita, no? Proprio perché servono a spazzare via tutto il karma nero. No? E sembrano invincibili. Mm. Poi invece un'altra volta ho incontrato gente in un istituto che neanche istituti statali prendevano, no? E quello nella vita prima mi aveva fatto lo sgambetto e io una persona messa così male a livello fisico, psicofisico, insomma era veramente messo male. Infatti mi sono messo a piangere, no? Infatti appena lui mi ha visto ha cercato di attaccarmi, no? E io ho pensato, se non sapessi che la reincarnazione non esiste, giurerei che quel signore lì in una vita prima mi ha fatto qualcosa che non doveva. No, questa è una barzelletta nel senso che, però il primo pensiero è stato questo qui. Quindi, molte volte quelli che le fanno proprio grosse, 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 no? Pagano il karma dopo. Quelli neanche i sarmadi se li vengono a prendere. I sarmadi li lasciano qui perché non servono a niente, neanche se li portassero in Siberia. Quindi il karma c'è. Poi è chiaro che magari qualcuno qui si paga subito il karma light, no? Un karma, oppure io ho conosciuto due persone che nella vita prima erano persone molto importanti, ma ai tempi voi dovete sempre pensare che c'era un'altra mentalità, un altro modo di pensare, un altro vissuto e quindi magari una persona una volta era cattiva, tra virgolette, no? Arrogante, ma perché c'erano delle caste e non poteva né diventare bravo né diventare santo per il semplice fatto che era incastronato dentro questa casta qua. E ho conosciuto, no, per le persone che erano suoi servi, i suoi schiavi, che però quelle persone li trattavano bene come schiavi e servi, li trattavano come si trattavano a quei tempi quelle persone, ma senza infierire. In questa vita si sono ribaltate le cose e quei schiavi sono diventati dei carnefici in un periodo in cui avrebbero potuto fare le persone corrette e perché fondamentalmente avevano avuto tanto anche in questa vita, proprio per compensare la schiavitù dell'altro. E invece si sono comportati da criminali e chiaramente nella prossima vita questi qui qualcuno li ha già piazzati nel basso strano, no? Non i baroni di una volta, questi qui che fanno il furbetto. Quindi alla fine c'è sempre qualcuno che ti porta il conto. E quando uno parte per certe vacanze, come aveva fatto il Marietto, certe volte bisogna guardare subito il risultato. Il Marietto prima di partire ha detto, io gioco con voi, però voglio vedere la prossima vita come salta fuori il Marietto. E il Marietto, prossima vita, a 5-6 anni, sarà vestito con il cappellino nero, la camicetta bianca, il vestitino nero,
col suo propagio in Israele, da quelle parti lì, nei paesi arabi, e parleremo dei familiari che abbiamo incontrato, delle persone che abbiamo incontrato in questa vita attuale, no? Quindi diciamo che ho fatto l'assicurazione sulla vita prima di partire. Questo è anche dovuto per i vari circuiti di protezione che il marietto dà e insomma bisogna, cioè dal cielo non viene giù niente, bisogna essere ricchi a livello vibrazionale, bisogna investire, come dicevo a quel tale 2000 anni fa, investite nel regno dei cieli e tutto il resto vi sarà dato, non qua perché poi la signora la consuma tutto. Bene cari amici, penso di essere un po' stato chiaro, è un po' una pillola così da prendere con le pinze, no? È un racconto così a due mani. Bene, vi saluto e se non vi siete ancora iscritti e se è la prima volta che vi rimanete, fatti un regalo, va? Iscriviti.